Beh, è una squadra unica, esplosiva, nel senso che abbiamo belle professionalità, io li conosco uno ad uno e direi che è un po' la sublimazione di un sogno. È pronto a realizzare il suo sogno Luca Zaia, quello di diventare governatore del suo Veneto. Sulla squadra presentata a Padova non ha dubbi, i candidati della Lega per il Consiglio regionale sono i migliori possibili. Ma la vittoria non è da dare per scontata e Zaia lancia un appello a tutti i veneti. Un invito a tutti i cittadini e un appello a tutti i veneti che poi votino sottoscritto o qualcun altro di andare a votare. E il voto è qualcosa di sacrosanto in democrazia, ma in questo caso servirà anche a dimostrare la volontà dei veneti. Serve infatti un segnale importante per guardare avanti dopo il caos della presentazione liste in Lazio e Lombardia, una vicenda che ha influito negativamente sull'immagine del centrodestra. Pesa perché comunque non abbiamo dato una bella immagine, pesa perché comunque i cittadini hanno bisogno di approfittare della campagna elettorale per avere informazioni sui programmi e non vedere questi dibattiti spesso raccapriccianti sulle presentazioni delle liste, su mancanze di firme o cose di altro genere. Ma nonostante le difficoltà, l'alleanza tra Carroccio e PDL non è in discussione. Questa è un'alleanza che durerà moltissimo, visto e considerato che abbiamo un buon rapporto, oltretutto sotto il profilo personale per quel che mi riguarda. Il Presidente del Consiglio e Umberto Bossi hanno un'intesa che va al di là della politica, di amicizia e di stima reciproca e io ne rappresento oggi l'espressione sul territorio.